al Palazzo di Settima. Da allora è esattamente così. È rimasto, diciamo, È stato abitato da lui, dalla... E Roberto poi è stato molti anni, no? Roberto è stato qui fino alla morte, nel 2000, oggi ricorrono i 23 anni della morte. Ecco, sì. Era il 3. Insomma, è una bella... Questo è dopo Ernesto fu condotta da Lia, poi i fratelli andarono via, poi sono morti, lui è rimasto l'ultimo fino al 2023, poi dopo si è insediata la fondazione Sede, il suo produttore discografico era mio fratello Nando, e lo ha seguito, realizzò la fondazione insieme a lui ancora in vita. E da quanto tempo c'è la fondazione? Dal 2001. Dal 2001, era ancora vivo Roberto, lui fondò la sì. fondazione e affidò la presidenza a Nando. Giusto. Fa parte Renzo Arstrazione, il professor Mario Franco, io sono il presidente, adesso Sì. dopo la morte di mio fratello, io ero il vicepresidente. Non è stato mai, diciamo... Come vieni Luca è il nostro collaboratore del servizio. siamo già visti. Porta in giro i nostri, sono i miei carissimi amici, lui è un fermato giornalista e scrittore, un altro amico giornalista, fotografo, di quando era giovane con il quartetto Mida, quando faceva jazz e swing, poi con la canzone, diciamo, che lo ha reso celebre, una canzone sussurrata, quando ha inciso napoletana con il maestro Tagliaferri, e poi ritorna quando si intreccia con mio fratello Nando e diventa di nuovo un innovatore della canzone, incontra Gragnaniello, Mia Martini, a 80 anni diventa di nuovo famoso con questo disco 80 voglia di cantare che gli vale